Ah, ma voi credevate di esservi liberato di me? Eh no, inizia un nuovo format dove partiamo da 1600 e andiamo a 1700. Allora, andiamo a giocare a 5 più 5, solita tipologia che ci permette di non perdere per il tempo, in teoria, sempre in teoria, poi la pratica è sempre ben diversa. Dai, dai, andiamo a giocarcela. Ovviamente con la sfiga che ci ritroviamo coi neri, giochiamo bene questa volta, niente mega gambetti, niente cose, giochiamo proprio tranquilli. Mi aspetto un alfiere G5. Questa me l'hanno giocata anche in torneo. L'idea è quella di spingere subito qui. Questa è molto aggressiva. Com'è che si rispondeva a questa? Non me la ricordo più. Se gioco alfiere qui per... No, c'è questa. Bella. Bella, bella, bella. Sai che non mi ricordo? Giocherò passivo. Qui dopo mi studio cosa bisogna giocare. F3 c'ha un suo perché. Anche se... F3. 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 Forse qui non dovrei neanche catturare probabilmente. Però F3 c'ha il suo senso. C'ha assolutamente il suo senso F3. Pensa a te che mosse che mi tira fuori questo dal cilindro magico. Se gioca questa è abbastanza alla fine. Io propongo subito questa, così spinge e diventa un po' meno forte questa spinta su E5. Partita strana, probabilmente ho reagito male. Dopo sono proprio curioso di vedere al computer cosa bisogna rispondere su F3. È strana, però ha il suo senso. Ha assolutamente il suo senso. Qui posso, sai che posso fare? Motodico, posso tranquillamente... Mamma mia che brutta situazione, posso spingere alfiere di 6, la mia unica salvezza, brutto questo alfiere. Brutta, uscito male dall'apertura ragazzi, molto male, scacco, alfiere G3. Però se faccio questa, ora minaccio scacco, cattura e re qui. Ovviamente la solita fortuna che mi ritrovo, adesso sono costretto a fare questo per evitare la spinta di pedone. Adesso c'è questa che è interessante, poi dopo c'ho la donna in D6 che fungerà da pezzo bloccante, però non sono soddisfatto per nulla di questa diavolo di apertura, ma proprio per niente, per niente. Adesso cercheremo di trovare un piano di gioco che possa definirsi tale. Vabbè, adesso c'è anche alfiere qui, che è molto carina. Se gioco questa, gli rafforzo questa. Bene, potrei anche arrendermi, non lo faccio per pudore. Facciamo così, gliela faccio fare, poi gioco cavallo di 7. Ah, ragazzi. Piccola concessione da parte del mio avversario. Vediamo se possiamo sfruttarla in qualche maniera. Quel pedone F3 mi ha veramente... Ok, allora io devo cercare... Questo alfiere bianco non fa totalmente nulla. Non fa nulla. Lo ripeto un'altra volta, non fa nulla. Questa spinta non si può fare. Devo trovare del controgioco, altrimenti qui la partita finirà molto in fretta. Potrei optare per F5, un G6 F5. Però lui ovviamente non deve fare questa, quindi devo fare questa. Se viene lì F6. Senti, giochiamocela sulla difensiva. Tanto questa partita è veramente partita male, molto male. E quindi niente, ce la giochiamo un po' sulla difensiva. Speriamo in qualche errore del nostro avversario. Cerchiamo di giocare solidi e poi vediamo un po' cosa fare. Attualmente non ci sono robe interessanti in vista, almeno alla mia di vista. Che partita scrausa, brutta. F3 me la pagherà. F3. Come si risponde su F3? Chi lo sa? F3, come si risponde? C'è qualche risposta? Dai, ci sarà un modo per punire subito questo F3.
Boh, dopo me la studio. Dunque, cavallo E8, l'ultima mossa che ho giocato. Ora il mio avversario cosa può fare? Beh, neanche lui ha cose pazzesche da fare. L'unica cosa... No, non ne ha, non ne ha, non ne ha. Esatto. Adesso c'è questa manovra per creare pressione. Anzi, prima poteva creare pressione, adesso questo pedone è troppo forte. Ok, mi sono leggermente un po' indebolito, ma va bene. Adesso sicuramente... Ok. Vediamo un po' cosa... cosa ci offre questa situazione. Ci offre niente. Una situazione che non offre nulla, ma proprio nulla. Possiamo spingere. Spingo qui, potrebbe esserci qualche sacrifice. Potrebbe. C'ho uno sviluppo da far piangere. Veramente far piangere. Vabbè, dai. Muoviamo un po' di pezzi a caso. L'unica cosa che mi viene in mente. Non lo so, non lo so. Penso che neanche Carlsen avrebbe un piano di gioco in questa mia situazione. Giochiamo stradifensivi e facciamo anche eventualmente spazio a questo cavallo che può andare meno in G6, dove da G6 ha un po' di ruoli difensivi barra offensivi. Però più di questo, ragazzi miei, non vi so dire. Ok, l'alfiere vuole venire qui. Ho aperto lo spazio per la torre. Per fare cosa? Lo scopriremo fra qualche mossa. Ah, che situazione bellissima. Però, ragazzi, è proprio in queste situazioni che poi si vede la strategia. Allora, sì, comunque il suo cavallo secondo me sarebbe stato molto bene in H4, quindi avrebbe dovuto ritirare l'alfiere, cavallo H4, cavallo F5, sarebbe stato molto fastidioso per me. Ok, la prossima sarà cavallo G6, alfiere D7 non fa nulla, cioè c'ho veramente un alfiere bianco che non fa una mazza. Ottima questa mossa è ottima e rende più forte questa, che la posso giocare anche subito. Su cattura mi va il pedone lì e sai che me la gioco? Sai che la gioco? O prima devo fare una roba di questo tipo, perché tac tac tac, ma sai che la gioco? Però forse è un pelino prematura, la voglio preparare un attimo. La voglio preparare un attimo, se è possibile, con questo. Con... Aspetta, questa in realtà non è male. Alfiere di 7. No, non preparo niente. Però io penso che lui voglia spingere qui, quindi donna C8 con alfiere di 7. A parte che l'alfiere stesso da solo può attaccare, però penso che la donna abbia messa su case chiare possa fare qualcosina in più. Ok, alla prossima ti gioco questa, proprio tranquillo, 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 tranquillo. Mamma mia questo cavallo, mamma mia questo cavallo. Quanto è inutile questo cavallo. Parecchio inutile. Ok, su questa ce ne andiamo subito qui. Su questa alfiere H3. Ok, subito. Premove di pedone, quel pedone non si può catturare che è protetto col mio alfiere, dopodiché ho anche alfiere in E5 che è molto forte. Vado di premove. Cavallo, tu dove diamine ti posso fare andare? Caro cavallo. Non hai accettato il sacrifice? Non hai accettato il sacrifice? Ah, tu vuoi mettere il cavallo qui, suppongo.
Suppongo, è una supposizione. Vabbè, io posso scappare qui e venire qui. Quindi problemi non ce ne stanno. Questa ora la posso giocare. Oh, dai, sta venendo fuori una posizione carina. Premove sul pedone. Sembrava proprio la fine questa partita, invece è proprio una schifezza. Ok, sì, ho un po' di gioco anche sull'ala di donna adesso. Ok, c'ho questo avamposto su G5 che non è affatto male. E ho sempre questo doppio attacco qui che praticamente paralizza il suo cavallo in H2. La torre che fa pressione su questo pedone male non fa. Ho l'unico problema, due problemi, la torre in G8 e il cavallo in E8 che non stanno facendo nulla. Questi due pedoni sono molto forti, però devo solo... In realtà il cavallo lì mi piace anche, è un po' sospeso, è leggermente sospeso ma mi piace anche. Ma sai che ce lo faccio stare? Dicevo, qui spinte di questo tipo rendono... Oddio, il mio alfiere diventa particolarmente forte. Il mio alfiere diventa particolarmente forte con una spinta di questo tipo. Ma se organizzo una salita di cavallo, non so come... Vabbè, muoviti. Devo fare qualcosa, ragazzi. Il tempo è tiranno. Ok, ho un'altra diagonale interessante da esplorare. Forse questi due pedoni sarebbero stati più forti affiancati così, ma non ho idee, ragazzi. Quando non hai idee è veramente brutta. Non appena ci sarà una minaccia, questo cavallo andrà qui, in questa casa fantastica. Però per ora lo lasciamo lì. Niente, questo cavallo, sempre lui il problema. Sempre lui. Veramente. Non so cosa farmene. A febbraio, in uscita nell'Accademia di Mattoscacco, il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. Posso autoeliminarmi un pezzo? Te dici che posso? Alfiere. Ah, qui adesso c'è la spinta su B3. Quindi devo ritirare la donna. C'è la spinta su B3, catturo qui, è interessante. Non rimuovo nulla. Però faccio questa che mi copre la donna ad ogni modo e c'è sempre questa, interessante. E boh, questo cavallo potrà finalmente prendere la luce. Oh ragazzi, che cosa ho visto, che cosa ho visto, che cosa ho visto, mamma mia, questo cavallo diventerà invincibile, il pezzo peggiore diventerà il pezzo migliore. Mamma mia, fatemela fare. Questo cavallo non farà niente di interessante, almeno da quel che vedo, perché qui è tenuto dall'alfiere. Ah, c'è anche questa, tra l'altro. C'è anche codesta mossa, che è molto interessante. Su questa prendo al varco. Aiuto, non posso prendere al varco. Posso però catturare qui addirittura. Catturo qui, cattura qui, non lo so, la presa al varco qui è un po' al limite. No, non va fatto, non si può fare. Ah no, cazzarola, non ho calcolato B4. B4 spero che non la faccia, perché è una di quelle mosse che non mi piace. Oddio, potrei anche sacrificare il cavallo, lo faccio. Lo faccio perché così ho due pedoni passati, premove di alfiere. Sono sotto perché gli ho dato un pezzo per due pedoni, però sono abbastanza felice. Oddio, ora c'è questa con doppio attacco su B5. Ci sarà del controgioco? Chi lo sa, chi lo sa. Ci sarà donna C5 che tiene tutto. Donna C5 forse è la salvezza. Posso fare questa, metto un po' di pressione sulla terza sulla terza traversa che ha un bel po' di pezzi secondo me, giusto un pelino. Sì, questa forse fa un po' paura. 19 secondi il mio avversario, mai successo in vita mia, mai successo, mai accaduto una cosa del genere. Mamma mia, questo cavallo è forte anche lui, leggermente a bordo scacchiera ma è forte. Adesso c'è questa. Ok, mi ha ridato un po' di materiale.
Ah, vabbè, c'è questa, doppiamente protetta da donna e alfiere. Adesso si voglio raddoppiare le torri sulla colonna H. Ok, questo come d'accordo il cavallo andrà qui. Cazzarola, questa mi mancava. Questa mi mancava. Questa mi mancava e mi ha fregato con questa mossa. Devo andare qua. No, non voglio andare lì, dai, non voglio andare lì. Che cacchio faccio? E qui chiudo tutto. Vabbè, vado qua, poi c'ho uno scacco qua. Non so che cosa fare. Meno male che è andato giù con il cavallo. Non so che cosa avrei potuto fare con... Vabbè, io mangio un po' a caso, raga. Sentite, mangio, do uno scacco e poi qualcosa accadrà. Potrò spingere il pedone. Non lo so, adesso mi organizzo. Adesso mi organizzo le idee. Mi organizzo le idee. Qualcosa di carino potrà accadere. Soprattutto grazie a questa spinta del pedone. Forza, raga. Forza ragazzi. Ok, giochiamoci questa. Premove di donna. Ok, adesso cercherà di giocare qualcosa di questo tipo. Io gioco così. Questa è sbagliata. Non so perché ho fatto questa mossa. Perché ora promuovo. Puoi sacrificare l'alfiere sicuramente. Ma vado a promozione. Subito proprio. Subito, senza neanche pensarci due volte. Ora c'hai tu questo pedone che può andare a promozione. Sì. Sì, amico. Ora sei tu che puoi rompermi le scatole. Quindi devo fare così. Devo fare così. C'è un cavallo qui con torre qui. Che danno noie. Quindi gioco questa. Gioco questa su questa, re qui e blocco le iniziative. Esattamente, scacco, nulla di che. Ok, torna qui. Va bene, non succede niente. Non succede niente. Tutto parte del gioco. Se metto questa, come la vedi? Male, la vedo male, onestamente. Onestamente la vedo male. Andiamo qua. Boh. Andiamo qua. Buona questa è buona per me. Molto buona. Inchiodiamo l'alfiere, adesso blocchiamo questo pezzo, questo pedone passato. Ok, ho una qualità che dovrebbe farmi vincere il finale. In teoria, poi in pratica è sempre interessante il discorso. Devo sacrificare qui, non so se... Allora dai, giochiamoci questo finale, facciamo le persone per bene. Facciamo una roba così. Facciamo una roba seria, per bene proprio. Adesso devo solamente cercare di giocare appena lui si allontana col re, gioco quella. Così perde un pedone. Però si deve allontanare, deve farmi questo favore, assolutamente. Non me lo fece. Qui c'è qualcosa nell'aria, lo sento anch'io. Che c'è qualcosa nell'aire. C'è questa. Minaccio il cavallo, minaccio la presa sul pedone. È andata così, giusto? Ok, partitona un po' tachicardica. Sono stati 200.000 errori sicuri come l'oro. Attenzione, il tempo amico, il tempo. Vince per il tempo. Allora andiamo a analizzarla. 6.000 errori, 3 gravi.
Cos'è? Allora, fammi capire contro F3 cosa ci si poteva fare. Dai, analizza in fretta. Allora, vediamo contro F3. Contro F3 la migliore... F3 è un'imprecisione, la migliore è... Oh, sapevo che bisognava catturare, ma scusa, dopo la cattura lui spinge 4 e su E4 c'è B5. Ah, bisogna giocare tenendosi questo pedone in più, secondo lui, perché giustamente inibisce poi l'alfiere in D3. Ok, buono a sapersi ragazzi, bisogna catturare lì, vabbè. Dice che comunque è buona, questa è buona, C5, E5 avrei dovuto giocare. Avevo voglia di giocarle E5, e a seguito di questa cattura, ok sì. Va bene, ok, va bene, un'imprecisione, qui avrei dovuto giocare e per D5, mai, non l'avrei mai giocata. Questa, che brutta, che brutta. Ok, va bene, ok, non si poteva fare granché, va bene. Beh, tutta stradifensiva, ok, fin qui tutte mosse abbastanza regolari. Abbastanza regular. Ok. Dai, dove sono tutti questi errori, scusa? Io non li vedo. Qui, ecco, qui devo star fermo con questi due pedoni e andare con alfiere in... No, cos'è che devo fare qua? Cavallo G5. Vabbè, cavallo G5 c'è tutto il tempo per andarci. Ok. Cavallo qui è sbagliato, mi dice sempre cavallo G5. Ma come è sbagliata? Dai, guarda che super manovra. E infatti su questa dovevo giocare B4, infatti dice che è la migliore. Non avendola giocata... Ah no, l'ha giocata poi. Sacrificione. Quindi io qui, lui mi dice che sono in vantaggio di bestia e dovevo giocare semplicemente cavallo in F4. Tutto questo vantaggio onestamente non lo vedo, questo meno 3 da parte del nero non lo vedo, però questa idea pensavo che me la dasse buona, invece la partita si è ribaltata, vantaggio del bianco, vantaggio del nero. Ok, vabbè, questo è stato un po' un regalo da parte sua. Donna in A5, certo, era giusta donna in A5 inchiodando il cavallo. È giusto, solo che volevo lasciare lo spazio sulla colonna A per la torre. Ok. Qui devo giocare donna 2, mi dice, va bene, vai. Cambio, scacco. Errore grave? Dovevo giocare... No, aspetta, non ho capito che errore grave. Qui devo giocare C3, subito. Su C3 lui spostava la donna, per esempio qui. Ah, è vero, beh, potevo scendere di torre. Devo giocare subito C3, infatti ce l'avevo in mente. Però non so perché sono sceso giù con la torre. Ah, va bene. Qui devo cambiare subito, perché sul cambio c'era torre C8, va bene, quante piccole robe che non ho visto, ok, mancata vittoria addirittura, torre B1 c'era qui, torre B1, ops, torre B1, beh in effetti, torre B1 in effetti perdevo la donna, in effetti, così, in effetti perdevo la donna, ok, va bene, qui poi arriviamo nel nostro mitico finale. Ok, torre in A8, questo beh, è stato un regalo. Ovviamente lui era sotto di pezzi, quindi non doveva cambiare. Ok, questo è stato il finale. Ok, beh, qui ha perso per il tempo. Ok, è stata una partita strana. In effetti ci sono stati alcuni momenti. Vabbè, il momento questo qui è stato un momento mega blunder. Avevo la donna in scacco matto praticamente dopo torre qui. Non l'avevo vista e non potevo fare niente. Anzi, scusa, su torre qui io non c'ho torre qui. Ormai mi sta mettendo questa curiosità. Io non posso giocare questa. Vabbè, giustamente, catturi. Non c'è niente. Va bene, ok, avrebbe vinto il mio avversario. Per fortuna non l'ha vista. L'importante è avere anche un po' di fortuna in questo gioco. Partita strana, guarda, mi ha fregato
di bestia questo F3 che mi ha colto impreparato al 100%, però questa me l'hanno già giocata, quindi avrei dovuto già conoscerla. F3. Ok, ricordatevi dunque su F3 di catturare subito e su questa B5. Bene, abbiamo imparato una cosa nuova tutti, allora andiamo come spediti come dei razzi in direzione 1700. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!